Ciao, buongiorno. Allora, oggi posto inedito per me. Siamo venuti al Piancavallo e faremo l'Alta Via del Rondoi, un'alta via che permette di percorrere le 5 cime principali qui del gruppo del Piancavallo. Siamo appena partiti, abbiamo lasciato la macchina al Palazzetto dello Sport di Piancavallo e abbiamo intrapreso la risalita che ci porterà alla prima cima di oggi, ovvero il Cimon dei Furlani. In circa 45 minuti siamo arrivati all'imbocco della Val Suguet, che è questa qui dietro alle mie spalle. Da qui possiamo vedere tutte le cime che andremo a fare oggi. Praticamente questo è il giro. Prima qua c'è il Cimon dei Furlani, da questa parte la pianura, purtroppo un po' nella nebbia. Prima cima di oggi raggiunta, Cimon dei Furlani, 2185 metri. Ora proseguiamo in questa direzione, andiamo su Cima Manera o Cimon del Cavallo. Qui tra l'altro si inizia ad aprire la vista, che poi qui sul cavallo sarà ancora meglio, però già vediamo bene le Dolomiti. Questo è il Cima Lastè e là c'è una delle tre cime di Lavaredo qua davanti. E poi dopo la Carnia, le Alpi Giulie, un po' nella nebbia come tutta la pianura. Bene, anche Cima Manera o Cimon del Cavallo l'abbiamo fatto, questo 2240 metri. Ora proseguiamo in questa direzione, qui c'è il lago di Santa Croce, sì, tra l'altro da qua si è aperta la vista su tutte le Dolomiti, laggiù riconosco una delle tre cime di Lavaredo, il Sorapis, Civetta, Antelao, Pelmo, poi i Monti del Sole, lo Schiara, laggiù Belluno. Davvero una gran vista, peccato un po' le nuvole qui verso la pianura. Oggi se fosse stato sereno si vedeva la laguna di Venezia. Quindi adesso scendiamo di nuovo giù là, torniamo su, passiamo in Forcella e probabilmente saliamo sul Palantina. Non è un passaggio obbligato, ma probabilmente lo faremo e dopo mancheranno le ultime due. Siamo arrivati sul Palantina, qui siamo a 2195, prima eravamo qua Cimon dei Furlani, poi Cima Manera, quella lì sono andato a vedere perché l'ignoranza non è tollerata, è Cima Lastè,
e il rifugio Carlo Semenza qui sotto, con tutta la valle che porta al lago di Santa Croce e Belluno. Anche qui splendida vista su tutte le Dolomiti e fino a dei ghiacciai austriaci laggiù, o comunque del Sud Tirol. Noi adesso riprendiamo in questa direzione e facciamo le ultime due cime, una e una 2. Bene, anche il Colombera l'abbiamo fatto, adesso ci siamo presi qua una licenza poetica, il sentiero è qua giù, stiamo scendendo un po' dritti per i pratoni, ci manca l'ultima cima, il Monte Tremol. Qui per il Colombera c'è stato probabilmente il tratto più difficile di tutta l'Alta Via, una sezione abbastanza verticale dove comunque c'era sempre il cavo, però qualche passaggio di secondo grado c'era, quindi insomma il tratto un po' più difficile sicuramente era stato questo. Ora qui sembra cresta erbosa fino sul Tremol e poi si torna giù a Piancavallo. Bene, allora dopo Cimon dei Furlani, col Cimon di Cavallo, Palantina, Colombera, siamo arrivati anche sul Tremol e quindi abbiamo concluso l'Alta Via del Rondoi. Abbiamo fatto tutte e 5 le cime, ora scendiamo qui verso un ripetitore, arriviamo a Baitarneri, che è l'arrivo di una delle piste da sci, e poi riscendiamo qua sotto a Piancavallo. Gran bel giro. Questo tratto qui è un po' più semplice rispetto alla sezione precedente che, come ti ho detto, era abbastanza impegnativa. Ora scendiamo qua, quindi vabbè, dietro non si vede più, si vede un pezzettino ancora. Prima non ti ho detto, si vede molto bene la piana del Cansiglio, e adesso, tra l'altro, aspetta che giro, si sta formando un bel mare di nubi un po' più consistente rispetto a quello che c'è stato fino adesso, che praticamente era una specie di nebbiolina foschia. Invece adesso qua ci sono tutte le belle nuvolette che stanno anche entrando qui, quindi forse magari quando arriviamo alla macchina siamo anche nella nebbia. Bene, ormai abbiamo lasciato i sentieri CAI e stiamo scendendo sulle piste da sci che speriamo a breve vengano coperte da un po' di neve. Quindi ormai abbiamo completato il giro. Ora sono 3:50 che ci muoviamo, probabilmente chiuderemo 4 ore qualcosa. Stamattina siamo partiti verso le 9, appena dopo le 9. Adesso sono le 2:30, penso 20 minuti al massimo saremo giù, quindi diciamo giro in totale con le pause sulle 6 orette circa. È un giro abbastanza lungo, bisogna essere un po' allenati, lungo come tempo, come chilometri non tantissimo, resteremo sotto i 10 probabilmente, però ci sono 1300 metri di dislivello, forse qualcosa di più, e soprattutto si fa tante volte, si sale e si scende praticamente per 5 volte, pertanto è abbastanza massacrante. Poi per quanto riguarda difficoltà tecniche, noi abbiamo intrapreso il giro in senso antiorario,
Il CAI lo propone come giro orario, in realtà facendolo come l'abbiamo fatto noi, la salita al Colombera dalla Forcella Palantina, cioè si fa il tratto più difficile di tutta la via in salita, e sicuramente noi abbiamo fatto bene, perché farlo in discesa non sarebbe stato proprio facile, quindi secondo me il giro migliore è il senso migliore è anti-orario. Così facendo si fa Cimon dei Furlani col Cimoncavallo, Palantina, Colombera e Tremol, e poi si scende per le piste. Tra l'altro così anche tutti i tratti erbosi iniziali per salire al Cimon dei Furlani li si fa in salita, e quindi io sinceramente mi sento di consigliarlo da questa parte come l'abbiamo fatto noi. Oggi abbiamo avuto una giornata splendida, purtroppo verso la pianura un po' di umidità. Qui dal Piancavallo solitamente si vede benissimo il mare e la laguna di Venezia, oggi purtroppo verso sud si vedeva ben poco. Comunque siamo stati ripagati da una vista splendida verso nord, verso le Alpi Carniche e soprattutto verso le Dolomiti e i Monti del Sole. Si vedeva benissimo la Schiara, i giganti dolomitici, Pel Montelao, Sorapis, una delle tre cime, veramente un gran bel panorama verso nord. In una giornata splendida si vede davvero a 360 gradi dal mare alla montagna. Allora, come al solito io ti invito ad andare sotto in descrizione, dove ti lascio la traccia del giro e anche un link ad una descrizione. Io spero che questo video ti sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao, a presto!